la tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda. Lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici@gmail.com. Proseguiamo il nostro discorso e oggi parliamo del naso. Se capita di starnutire senza motivo, soprattutto dopo mangiato oppure al risveglio, pensiamo che c'è qualcosa che sta dilatando il nostro stomaco. A volte succede magari di sentirvi dire salute, perché siamo appena esplosi in un energico e isolato starnuto. Uno solo però, o magari altri 2 o 3, e finisce lì. Ma questo è un raffreddore, un'influenza in arrivo? No. Allora che cos'è? Se il naso è sempre chiuso, indipendentemente dai turbinati e dal setto deviato, è la digestione la colpevole. Anche il naso che cola è sempre il nostro apparato gastrointestinale. Se non riusciamo a sentire gli odori o li percepiamo alterati, è perché la mucosa nasale, che è impregnata di tossine, gonfiandosi, comprime le terminazioni del nervo olfattivo. Si chiama anosmia se è del tutto o iposmia se è in parte, ma pulendo l'intestino e seguendo una dieta adeguata, l'olfatto in genere ritorna. I polipi nasali e paranasali si formano per lo stesso motivo. La mucosa è piena di tossine, si gonfia e finisce per organizzarsi in polipo, ma la causa è sempre digestiva. L'epistassi, conosciuta anche come sangue dal naso, è l'apparato digerente che ha bisogno di eliminare le tossine, e questo è dato naturalmente da una fragilità capillare, che questo è soltanto l'ultimo di quello che possono guardare i problemi. Il problema è un altro, vedete, bisognerebbe far uscire più sangue possibile. Perché? Perché deve disintossicare, quindi più sangue dal naso esce, più il nostro corpo riesce a disintossicarsi. Aiuterebbe l'energia degli organi preposti alla digestione. Invece se noi andiamo subito a cauterizzarlo, che significa tamponarlo, a cercare di interrompere quella che potrebbe spaventare tutti con una feroce emorragia, questo non aiuta, perché il corpo ha trovato quello che potrebbe essere uno scopo per cercare di eliminare quelle che sono le sue tossine. Se invece capitano i forungoli sul naso, proviamo a spremerli dopo averli disinfettati per favorire la fuoriuscita di quel po' di sangue rosso vivo. Stiamo così ancora aiutando l'apparato digerente a depurarsi, sia pur in minima parte. Non limitiamoci a tamponare, facciamo uscire il più possibile finché non smette da sé, in modo sterile e come un piccolo salasso sulla proiezione cutanea dell'apparato digerente, perché appunto lì c'è il riflesso del meridiano dello stomaco. Se si soffre di rinite acuta o cronica, è invece l'intestino la causa. Puliamola al più presto, soprattutto se è un fenomeno acuto o iniziale. Perché se la pulizia intestinale è tempestiva, nell'arco di poche ore, c'è caso che tutto si risolva così. Ma se non sono già trascorsi giorni, i sintomi invece si limitano a ridursi. A volte la rinite passa all'istante e a volte si attenua, dipende sempre da caso a caso. Lo stesso vale anche dei disturbi dell'orecchio, otiti, catarri, tappi di cerume, mucosi o eczemi del condotto uditivo, vertigini, acufeni. Più delle volte è sempre lui, è l'intestino. Ormai sappiamo cosa fare prima di recarci eventualmente dall'otorino-laringoiatra. Il cerume è una secrezione che parte dall'intestino, che si sta scaricando, che sta comunicando qualcosa. Se però il cerume ha già formato un tappo
è necessario però il lavaggio del condotto auricolare. Ma non cerchiamo di farlo da noi, lasciamo che faccia chi di dovere. La pulizia intestinale serve a prevenire le recidive. Se prestiamo attenzione, notiamo che quasi sempre la secrezione di cerume è maggiore a sinistra che a destra, sempre per la lateralità del colon. Stesso discorso anche per le otite e l'anello di una catena che parte sempre da dentro, dall'intestino o dai reni. Ma se c'è già un'infezione in atto, andiamo dall'otorino e se prescrive l'antibiotico, assumiamolo. Non rischiamo il timpano o gravi complicanze. Trattiamo comunque l'intestino che aiuterà a guarire prima e servirà come profilassi. Per gli eczemi auricolari facciamo pulizia sempre intestinale e applichiamo dell'acqua borica localmente. Si possono anche assumere alcuni macerati glicerici, come già che tante volte vi ricordiamo che potrebbe essere il cedro o dell'olmo o del ribes nigrum, ma sarà comunque il professionista a consigliare a seconda del tipo di eczema. Questo accorgimento era molto importante perché vi aiuta a capire bene quelle che sono le funzioni del corpo. Naturalmente le funzioni del corpo devono essere anche viste con, ripeto, intelligenza, vale a dire non è che se vi sanguina sempre il naso non dovete prendere dei provvedimenti o fate tutti gli accertamenti del caso, naturalmente. Però ricordatevi sempre che è un problema legato da un'altra parte, ma naturalmente non dovete avere un'emorragia esagerata. Per quanto riguarda invece i prossimi argomenti, nella volta prossima andremo a vedere anche un problema legato alle gengive, che molto spesso si arrossano, che possono essere dolenti, che possono essere gonfie o possono anche sanguinare. Questi sono tutti piccoli accorgimenti che vi aiutano a farvi avere una visione più ampia del corpo, che si intende sempre. Non è perché io ho un rossore alle gengive, quindi va bene così, devo prendere tale rimedio. Se ho un rossore alle gengive devo capire la causa del perché arriva, perché la causa è a monte e il rossore è proprio l'ultimo, è un avviso che vi sta dicendo che c'è un qualcosa che si deve scaricare che ha trovato spazio lì. Come sempre, grazie per essere rimasti in nostra compagnia, l'appuntamento è per la settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a il mondo dei semplici mail @gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Omar dropped it. Benvenuti amici, anche oggi andiamo a dare uno sguardo a quelle che sono le truffe che sono avvenute questo mese per quanto riguarda il discorso dell'online. Allora, posso dirvi questo, ci sono state delle truffe bancarie con dati rubati dal dark web e questo è avvenuto a Napoli. Una banda ha utilizzato falsi SMS e chiamate spacciandosi per la banca e per svuotare naturalmente i conti correnti. I dati erano stati rubati appunto dal dark web e sono stati usati, per bonifici istantanei e i soldi venivano spesi subito in acquisti presso il Leroy Merlin. Immaginatevi un po'. C'è stata anche un'altra truffa, quello del biglietto per il concerto dell'Isola d'Elba. Infatti una studentessa è stata raggirata con finti annunci sui social per vendita di un biglietto. I truffatori hanno usato false ricevute bancarie per convincerla a fare dei bonifici istantanei e ha perso quasi 7.000 euro. Ma ci sono state anche altre truffe, una truffa sentimentale con finti soldati americani liguri, cioè 15 persone si sono finti ufficiali americani in Siria per coinvolgere una donna in finti progetti umanitari. Gli hanno sottratto 450.000 euro in un anno.
E poi ci sono delle novità contro le truffe, ovvero verifica dell'identità dei bonifici. Cosa succede? Dal 9 ottobre le banche italiane devono verificare la corrispondenza tra il nome e l'IBAN nei bonifici istantanei. Questo aiuterà a bloccare operazioni fraudolente prima che il denaro venga trasferito. Quindi, come vedete, il discorso è sempre quello: bisogna sempre prestare attenzione. Non fidatevi mai di nessuno quando arriva a chiedervi dei soldi. Basta veramente poco per poterci cadere, sia a livello sentimentale, e delle volte basta anche davvero un click. Quindi mi raccomando, cercate sempre di prestare attenzione, perché molte volte è difficile poter recuperare ciò che avete perso. Il dark web, per coloro che non lo sapessero cos'è, è la parte oscura del web dove finiscono tutte le nostre credenziali, e è lì che gli hacker riescono a recuperare i dati. E se un dato nostro finisce nel dark web, in quel momento siamo veramente in un mare di guai, perché lì è alla mercé di tutti i cybercriminali. Come sempre, grazie per essere rimasti con noi. L'appuntamento è per la settimana prossima. Omar dropped it.